Non è Carnevale o il Redentore, ma poco ci manca. L'assalto a Venezia per Pasqua e Pasquetta è stato stimato attorno ai 100.000 visitatori, un afflusso imponente che si è fatto sentire richiedendo anche la chiusura dell'accesso automobilistico alla città, una sorta di saracinesca che oramai cala sul Ponte della Libertà ogni qualvolta Venezia giunge alla saturazione. Centinaia i raddoppi delle corse di vaporetti e autobus, comunque tutti pieni nelle ore di punta, una robusta task force di polizia municipale, decine di addetti Veritas per un'organizzazione imponente di cui si vedono i risultati, ma che non toglie il fatto che in troppi arrivano a Venezia alla stessa ora e per fare lo stesso percorso. Abbiamo messo sul campo più di 200 vigili, l'AVM ha messo in campo le sue forze per regolamentare l'accesso e nel momento in cui venivano saturati i parcheggi di Piazzale Roma del Tronchetto, abbiamo chiuso il ponte solo la giornata di Pasquetta. È chiaro che se tutti scelgono di andare nelle isole alla stessa ora e di tornare alla stessa ora, più di quello che facciamo non si può fare. Nelle previsioni della Giunta Comunale questa è stata l'ultima Pasqua senza la tassa di accesso a Venezia. In una città che nelle strutture ricettive conta in totale più posti letto che nelle case, il problema di giornate come queste arriva dalla massa di turisti giornalieri che si muove all'unisono verso gli stessi obiettivi, siano Piazza San Marco, Murano o Burano, con code chilometriche agli imbarcaderi. Siamo arrivati a saturazione da questo punto di vista. Io consiglio a chi viene in città di scegliere degli orari diversi per andare a visitare le isole, che comunque sono belle anche in altri momenti della giornata. Qualcosa sul fronte del trasporto pubblico dovrà essere fatto anche a Mestre con l'arrivo di migliaia di nuovi posti letto per l'apertura dei nuovi hotel di via Camarcello. Questi alberghi noi li difendiamo anche perché sono alberghi che ci permettono di far sì che Mestre diventi una meta anche per quello che sa dare.